Buongiorno, benvenuti al Focus TG, nuova settimana, nuove notizie dal Veneto, vecchie abitudini però, perché alle 12:30 saremo collegati, come ogni giorno, tranne la domenica, con la sede della Protezione Civile a Marghera, da dove il Presidente della Regione Luca Zaia farà il punto sull'emergenza legata all'epidemia da coronavirus. Oggi è una giornata molto importante perché sono uscite le prime anticipazioni di quello che potrebbe essere il nuovo DPCM che dovrebbe andare a disciplinare tutte le attività e la vita comune di tutti noi da qui a Natale. Giusto per fare il punto, si potrebbero essere vietati, ripetiamo, sono tutte anticipazioni, rumors, sono cose di cui si parla, non è detto che poi vengano effettivamente inserite nel DPCM. Si parla del blocco degli spostamenti addirittura dalla settimana di Natale, spostamenti fra tutte le regioni comprese quelle in fascia gialla, quindi non si può andare in giro. Seconde case solo se ci si trova in fascia gialla e quindi all'interno della stessa regione, e invece shopping con grandi magazzini, centri commerciali aperti nel fine settimana e negozi aperti anche fino a tardi. Queste sono solo alcune delle idee, delle ipotesi che si stanno facendo in questi giorni. Ci vorrà però ancora del tempo per capire effettivamente cosa diventerà nero su bianco. Vediamo poi se Zaia avrà qualche informazione in più rispetto a quelle che ci ha dato la stampa questa mattina. Però non parliamo solo di DPCM, non parliamo solo di coronavirus, parliamo anche di cronaca, perché ieri è stata una giornata funestata da incidenti stradali e da altri fatti di cronaca. Ne parliamo con Chiara Gaiani della nostra redazione padovana. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, purtroppo lo hai appena detto, la provincia di Padova piange due giovanissime vittime. La prima aveva solo 19 anni, si chiamava Sammy El Fartas, un giovanissimo morto a Vigonza in via Carpane dopo che l'auto su cui viaggiava insieme ad un amico coetaneo che era al volante in quel momento è uscita di strada. Un incidente davvero drammatico. Pensate, questa piccola utilitaria, parliamo di una Peugeot 208, ha finito la sua corsa addosso a due contatori del gas. C'è stata infatti anche grande paura nella zona per poi accasciarsi su un fianco in un fossato vicino dopo aver divelto una recinzione. Per Sammy El Fartas, nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei sanitari del SUME 118, non c'è stato niente da fare, ma in gravi condizioni anche il suo amico. I due giovani vivevano nel veneziano. Sammy viveva a Mira con la sua famiglia, mentre il compagno che era al volante era di Pianiga. Tra l'altro Sammy, pensate, un anno fa, quando Venezia è stata funestata dai drammatici eventi legati all'Acqua Granda, con appunto la marea che ha invaso tutta la città, è stato tra gli angeli dell'Acqua Granda, perché elettricista, lavorava insieme con il padre per un'azienda che proprio ha cercato di prestare aiuto e soccorso alla città di Venezia in quelle drammatiche ore, in quei drammatici giorni. Solo la prima vittima, dicevamo, perché da Vigonza, quindi ai confini con la provincia di Venezia, ci spostiamo nei Colli Euganei e Cinto Euganeo, dove invece a perdere la vita in serata è stato un giovane molto conosciuto di 31 anni, Nicolò Sinigaglia, un barista che però aveva anche un'attività di DJ molto conosciuto soprattutto a est. Non si sa esattamente che cosa abbia causato questo incidente, è stata una fuoriuscita autonoma, però tra le varie ipotesi al vaglio c'è anche quella che a tagliare la strada sia stato un animale selvatico. Sappiamo come sui colli ci sia il grande problema dei cinghiali, quindi ci sono indagini in corso per capire questa cosa. Tra l'altro, proprio sempre nella zona di Colli Euganei, se mi permetti di aggiungere, Ferdinando, pare che da alcune segnalazioni che si stanno rimbalzando sui social ci sia un'altra presenza di un animale particolare, una sorta di lupo.
Allora Chiara, naturalmente adesso appena finito il collegamento vedremo i servizi che la vostra redazione ha già confezionato per questi due incidenti stradali, naturalmente grande dolore nelle zone colpite perché sappiamo che i due ragazzi erano molto noti. Il tema degli animali selvatici sui Corigliani è un tema che sicuramente verrà trattato in modo molto approfondito dalla nostra redazione padovana, perché oltre ai danni causati all'agricoltura dai cinghiali, cominciano a esserci, adesso che magari la stagione comincia a portare nebbie, forse ghiaccio, umidità sulle strade, anche incidenti causati proprio spesso dai cinghiali. Non possiamo dire se questo sia il caso del sinistro costato la vita a Senigallia, perché naturalmente non c'era nessuno presente, non ci sono testimoni, però sono molte le persone che segnalano di aver investito un cinghiale o di essere uscite di strada a causa del fatto che questi animali ormai scorazzano liberamente, poi adesso col freddo scendono a valle a cercare del cibo, quindi temi molto importanti per il padovano. Chiara, sappiamo però anche che crescono le testimonianze di affetto, i saluti per Remo Sernagiotto, anche in provincia di Padova. Sì, certo, anche infatti io mi trovo in questa zona industriale che è ai confini tra la provincia di Padova e il vicinissimo comune di Ponte San Nicolò, perché ho appena raccolto l'intervista a Leonardo Padrin, che con Remo Sernagiotto ha condotto molti anni, tra virgolette, di battaglia anche in Consiglio regionale. L'ultima esperienza amministrativa proprio importante è stata fianco a fianco. Leonardo Padrin nella prima giunta Zaia era il presidente della quinta commissione sanità, della quinta commissione del Consiglio regionale, la commissione sanità, mentre Remo Sernagiotto in quei 5 anni è stato assessore al sociale. Con appunto Padrin abbiamo ricordato l'uomo, un politico tra la gente, lo ha definito Padrin, Remo Sernagiotto. Abbiamo ricordato il suo modo di intendere la politica, non una politica dei nominati, ma una politica delle persone volute dal popolo, una politica che ha tentato fino all'ultimo di portare avanti. Molto bene Chiara, allora tutto questo nei TG, le nostre emittenti questa sera. C'è altra cronaca da Padova al momento? Ecco, per il momento direi di no, però insomma ti racconteremo anche come sta vivendo la città, che si è piazzata in lusinghiero, 4° posto nella classifica stilata da Italia Oggi per la qualità di vita, risalendo peraltro 7 posizioni, e poi vi racconteremo questa Padova illuminata dalle luci del Natale, ma anche presa d'assalto da persone che non hanno capito che il momento è molto serio e drammatico. Ci sono stati degli assembramenti in città. Quindi quello che diceva il presidente Luca Zaia solo sabato, ribadendo ho visto troppa gente in giro, si è ripresentato puntualmente. Sappiamo anche che molte zone turistiche hanno avuto lo stesso problema, quindi se ne parlerà di sicuro in conferenza stampa con il presidente. Lasciamo che passi questo mezzo pesante che sta oscurando. Esatto. La povera Chiara Gaiani, e la ringraziamo per questo collegamento. Grazie per le notizie, grazie. Ciao. E buon lavoro Chiara. Grazie a voi, ciao. Torniamo in studio per vedere i due servizi sugli incidenti stradali avvenuti fra ieri pomeriggio e ieri sera in provincia di Padova. Cominciamo con quello avvenuto sui Corigliani, è costato la vita a Nicolò Senigallia. Ha perso il controllo della sua auto e il veicolo si è rovesciato a bordo strada ed è finito in un campo. Il groviglio di lamiere e i traumi riportati non hanno lasciato scampo a Nicolò Senigallia. Il 31enne, noto animatore dei locali di Este, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto domenica sera lungo la strada provinciale 21 a Cinto Euganeo. Il ragazzo stava guidando la sua Lexus e stava tornando a casa quando all'improvviso ha perso il controllo finendo fuori strada. Non è chiaro cosa sia accaduto. Nicolò conosceva bene quel tratto stradale, forse un animale o un cinghiale sono sbucati all'improvviso facendolo sbandare. La sua auto è stata recuperata in mezzo ad un campo a 30 metri di distanza dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Nicolò Senigallia era molto noto ad Este, era un grande animatore della Movida, lavorava infatti al Salotto 38, uno dei locali più noti della Bassa Padovana. Stimato e ben voluto, Nicolò stava ritornando a casa dopo il turno di lavoro.
stanno rimbalzando in queste ore sui social, naturalmente ricordi, fotografie, video che parlano di quanto bene volevano gli amici a questo giovane. Torneremo di sicuro anche su questa notizia. Però c'è stato un altro incidente, come ci ricordava Chiara Gaiani, a Vigonza. Ecco il servizio. È finita fuori strada dopo aver travolto 2 contatori del gas, la Peugeot 208 bianca, a bordo della quale viaggiavano 2 amici, 19 anni appena. Il bilancio è drammatico. Morto il passeggero, in gravi condizioni il conducente. Una domenica di sangue in via Carpane a Vigonza. Erano le 16:10 quando l'auto, forse a causa della velocità, è sbandata finendo la sua corsa sul ciglio della strada dopo aver divelto una recinzione. Inutili drammatici tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118. Per Sammy El Fartas, residente a Mira, non c'è stato nulla da fare. Un giovane dal cuore grande, elettricista, era stato tra gli angeli dell'Acqua Grande a Venezia solo un anno fa. In gravi condizioni l'amico, che adesso rischia di essere indagato per omicidio stradale, ricoverato in ospedale a Padova. Un intervento molto delicato per i vigili del fuoco sul posto, perché si temeva un danno ai contatori del gas. I tecnici per questo ne hanno interrotto la fornitura in zona. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile incidente, la Polizia Stradale di Padova. Come dicevamo questa sera nei telegiornali delle nostre emittenti, altre notizie su quanto è successo, insomma, anche un po' per farvi capire quanto bene volevano le persone a questi 2 giovani, giovanissimi che sono mancati sulle strade del Veneto. Era da un po' di tempo che non succedevano molti incidenti come quelli nei giorni scorsi, è 4-5 giorni ormai che si sono svariati i sinistri, alcuni purtroppo con esito mortale. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, torneremo con le informazioni sul coronavirus alle 12:30. Ricordiamo che c'è Luca Zaia in collegamento dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Facciamo una breve pausa, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo partiti dalla cronaca purtroppo con gli incidenti stradali dall'esito mortale che sono avvenuti nella provincia di Padova. Adesso chiudiamo questo capitolo e cominciamo a dare un'occhiata alla situazione legata all'emergenza coronavirus. Fra 20 minuti, meno anche, il Presidente della Regione Luca Zaia sarà in diretta qui sul canale 18, sulla nostra pagina Facebook e anche su YouTube dalla sede della Protezione Civile a Marghera per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus, quindi capiremo anche dal Presidente se sono in arrivo novità e che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. Domani, primo giorno di dicembre, iniziano le feste, cerchiamo di capire che feste saranno non solo dal punto di vista sociale ma anche da quello economico, perché le perplessità sono molte da parte di tutte le categorie produttive. Allora, cominciamo questo giro di servizi sul coronavirus andando a vedere l'operazione tamponi dell'ULSS 8 Berica, ovvero il riassunto di una settimana, dell'ultima settimana di novembre nell'area vicentina. L'operazione tamponi ha preso il volo, nel senso che facciamo più di 5.000 tamponi quotidianamente. Questo permette sia di screenare sia di andare a intercettare eventuali positivi fra i contatti e i sospetti. 8,44 è la percentuale media di tamponi positivi rilevati questa settimana dall'ULSS 8 Berica. Per contenere l'epidemia da Covid è indispensabile individuare precocemente i casi positivi, ottimizzare le modalità di accesso ai punti prelievo senza più prenotazioni ma con la sola prescrizione si è rivelata una scelta efficace. Abbiamo avuto solo il primo giorno, che era lunedì, di accesso diretto con qualche criticità. In 2 ore avevamo già fatto più di 700 tamponi in 2 ore, quindi era un po'. Poi dopodiché la cosa si è fluidificata, adesso diciamo c'è una fluidità garantita e nessuno aspetta più molto. Nell'operazione tamponi, secondo le attese, ottimi risultati conseguiti con il coinvolgimento dei medici di base, segno che è stata compiuta una scelta nella giusta direzione. Alto il numero dei medici di famiglia che hanno aderito, anche se è auspicabile che raggiunga la totalità. Su 305 medici hanno aderito quasi 260 medici alla nostra iniziativa ed hanno fatto più di 7.000 tamponi, e l'altro ieri saremmo già arrivati a 7.500 tamponi. Cosa importante è che sono tamponi fatti
soprattutto a persone a rischio, cioè o asintomatici o a contatti di casi positivi. E abbiamo una percentuale del 18% di positività, che è più alta rispetto a quella che troviamo nello screening normale. Questo significa che i medici di medicina generale hanno fatto i tamponi in maniera corretta. Stessa cosa adesso inizieranno a fare i pediatri. Abbiamo supportato tutti i medici, quelli che non avevano le sedi, attraverso l'aiuto dei comuni, mettendo a disposizione loro anche delle sedi comunali. In più abbiamo messo a loro a disposizione anche infermieri di supporto, quindi direi che con un grandissimo lavoro organizzativo in pochissimo tempo siamo riusciti a disseminare su tutto il territorio l'offerta dei tamponi. Con l'ultima ordinanza regionale è stato disciplinato l'accesso alle strutture di vendita, ai negozi, in base alle metrature, quindi il numero di clienti in base alla metratura, poi grandi strutture, medie strutture, piccole strutture. È cambiato qualcosa per il commercio in Veneto. Noi siamo andati a sentire come è andata nei primi giorni a Bassano del Grappa. Nel primo e per il momento unico sabato di applicazione dell'ordinanza regionale sul numero chiuso nei negozi, Bassano si è mostrata partecipe e ordinata sia coi clienti che coi gestori. Tutto in regola, la cartellonistica è stata esposta, abbiamo delle file ordinate, le persone sono molto comprensive, quindi diciamo che nonostante sia un disagio, la situazione sta procedendo con ordine. Quella del cartello col numero massimo di clienti non è una novità assoluta, perché è prevista già dal DPCM dello scorso aprile. Ora la Regione ha precisato i criteri per il calcolo. La contingentazione delle persone non era espressamente richiesta, ma era una questione di buon senso ed era un invito. Ora è diventata una normativa ben precisa, quindi diciamo che ci adeguiamo. Negozianti, imprenditori e cittadini ora aspettano di capire cosa succederà col nuovo DPCM che sarà in vigore dal 4 dicembre. Nonostante tutte queste misure abbiamo i contagi che continuano a salire. In alcune regioni invece hanno fatto un passo indietro, quindi da rosse sono diventate arancioni, quindi è un algoritmo che non riusciamo a prevedere. Tutto è da aspettare la data del 3 dicembre per capire cosa ci aspetterà in seguito. E qualche giorno fa Papa Francesco ha creato 13 nuovi cardinali, fra di loro anche Monsignor Silvano Maria Tomasi, vicentino doc. Dopo aver ricevuto la berretta e la bolla, i nuovi cardinali ritornano al loro posto, sono stati collocati in due file, una a destra e una a sinistra della sede di Papa Francesco. Santi Nicolai in carcere Tertulliano, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Siamo a Roma e Casoni viene rappresentata dal parroco di Casoni, dal sindaco di Mussolente e Casoni e dal sottoscritto. Un saluto a tutti e a tutte le famiglie, a tutti i conoscenti e gli amici che non sono potuti venire. Il saluto arriva direttamente da Sua Eminenza Monsignor Silvano Maria Tomasi, creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro ordinario pubblico. Un momento particolarmente intenso che riguarda da vicino anche il nostro territorio, sì, perché Tomasi è originario di Casoni di Mussolente, terra già particolarmente ricca di vocazioni. A Roma non sono voluti mancare il sindaco Cristiano Montaniera e il parroco di Mussolente Casoni, Don Alessandro Piccinelli, portando così un'intera comunità ad omaggiare e far sentire la vicinanza all'illustre compaesano. Una persona semplice, una persona umile, una persona col carisma di Scalabrino, che porta una grazia al nostro comune di Mussolente, che porta una grazia alla comunità di Casoni, quella di essere cardinale. E per questo ringraziamo il Papa Francesco che ci ha dato questo dono e questa grazia in questo periodo molto difficile. Quindi facciamo tanti auguri al nostro cardinale, ma soprattutto gli chiediamo che sia sempre presente in mezzo a noi. Sento che attraverso la sua presenza ho l'affetto di un padre che
ci accompagna con un grande dono della fede, di un grande servizio nei confronti della Chiesa, di un fratello, ma soprattutto del desiderio di sentirsi sempre figlio di una comunità che lo ha educato alla fede e al servizio alla Chiesa nel mondo. Per Casoni è veramente un giorno e un momento straordinario. Momenti di grande gioia quindi a Casoni di Mussolente, ma insomma in tutta la provincia di Vicenza, in Veneto in generale. Ma adesso noi facciamo una breve pausa, state con noi perché fra 10 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Focus TG, andiamo subito a sentire il presidente Luca Zaia. Notizia ci ha presi veramente di sorpresa. Oggettivamente abbiamo sperato in questi giorni che ci fosse la possibilità di un recupero rispetto alla sua situazione, diciamo, sanitaria che già, di salute che già era molto pregiudicata. La notizia di ieri è stata un fulmine a ciel sereno, cioè mai avrei pensato che a 65 anni Remo potesse perdere la vita. Di lui ricordo la voglia di fare, il sorriso, la positività, il condensato di energia. Insomma, chi l'ha conosciuto capisce che queste parole hanno un senso quando si descrive appunto Remo Sannaggiotto. Vanno le mie condoglianze e la mia vicinanza dell'amministrazione alla signora Maurizia, la moglie, e ai figli Giulia e Gregorio, e ovviamente a tutti coloro insomma, che gli sono stati vicini in questi anni. Grazie. E passerei adesso come di consuetudine al bollettino quotidiano. Totale dei tamponi 2.791.439. In totale questi tamponi, se vengono sommati ai 960.785, in totale abbiamo raggiunto la quota di 3.752.224 tamponi, tra tamponi molecolari e tamponi rapidi. Una piccola chiosa sui tamponi rapidi. Voi ricordate che quando si esordì con i tamponi rapidi ci fu un sacco di dibattito, no? Funzionano, o meglio funzionano poco, di meno. Ecco, poi partiamo da un presupposto che ci sono delle certificazioni FDA che dicono che comunque hanno un'alta un'alta attendibilità. Però vorrei ricordare una cosa, che anche se fosse stata marginale questa validità, questi tamponi rapidi ci hanno permesso quotidianamente di intercettare almeno 2.000 contagiati al giorno. Alternative non ne avremmo avute. Quando voi vedete il bollettino 3.000 contagiati, considerate che noi facciamo mediamente dai 15 ai 18.000 tamponi molecolari al giorno e 40.000 di rapidi. Quindi quei 40.000 rapidi, almeno 2.000 nuovi contagi al giorno ci hanno permesso di trovarli. Numero dei positivi 145.592 più 2.003. Ecco, questi numeri, i positivi che crescono in maniera così importante, lo si ha dal fatto ovviamente che il tampone rapido ha lavorato. Non sto facendo una difesa del tampone rapido, ma dico che per la logica dei grandi numeri siamo passati dalle giornate di marzo dove facevamo 2.000 tamponi al giorno a quelle di oggi dove arriviamo anche a 60.000 tamponi in una giornata. Ricoverati in area non critica 2.608. Sono più 26 persone. Ricoverati in terapia intensiva 339 più 8. Totale delle persone che hanno perso la vita 3.711 più 34, dimessi 7.163 più 66. Le considerazioni da farsi quali sono?
sono la prima, che i grafici che abbiamo visto stamattina in riunione, che ha riportato l'ingegner Fattori, che si occupa appunto di tutti gli aspetti dei calcoli e dell'occupazione dei posti letto, ci dicono che rispettivamente alla situazione ospedaliera noi abbiamo raggiunto, diciamo, una fase assolutamente della curva che consideriamo, diciamo, apicale. Siamo arrivati in quello che qualcuno aveva definito pianoro l'altro giorno, no? Nella fase nella quale non si continua a crescere con i ricoveri, con i posti occupati, non si cala e quindi siamo in una fase adesso di stabilità. Ovvio è che questo non può dare indicazione e fare tendenza, visto e considerato che voi sapete che il Covid è una realtà assolutamente che riesce a prendersi spesso contropiede. E mi spiego. Noi abbiamo rapporti con la Corea, che qui tutti definiscono come si può dire, il posto dove l'avanguardia della lotta al Covid sia perfettamente riuscito, che proprio stamattina ci dicono: guardate, per le prossime videoconferenze dobbiamo procrastinare perché abbiamo avuto una recrudescenza del virus e quindi adesso abbiamo i contagiati e abbiamo ancora, diciamo, siamo in questa fase dove dobbiamo occuparci nuovamente del virus. Così vale per il Giappone. Quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che è fondamentale che ci sia ovviamente la collaborazione da parte di tutti. Stamattina ho ricevuto una lettera di una signora da fuori regione con una grave patologia oncologica al pancreas e mi dice: mi hanno procrastinato di 2 mesi l'intervento. Non vi dico il resto della lettera. Ecco, ai cittadini vorrei far capire che quando ci preoccupiamo degli assembramenti non ci preoccupiamo solo perché comunque possono essere oggetto di contagio e quindi di invio in ospedale e quindi di occupazione di letti, ma ci occupiamo anche per il fatto che se da un lato la cura, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi del Covid ha esito positivo, è altrettanto vero che un letto occupato da un paziente Covid mette in discussione un servizio ad altri pazienti. Questo è quello che mi sento di dire. Però se guardate con esattezza i dati, voi sommate i 2.608 pazienti ricoverati ai 339 in terapia intensiva, sono quasi 3.000 persone ricoverate. Se andate a vedere i dati di marzo, la punta più alta di marzo era 2.004. Se andiamo a vedere l'incidenza dei positivi sui tamponi fatti a marzo ad oggi, vediamo che in questo momento, a farla proprio grande, abbiamo 1/3 dei positivi che avevamo a marzo sui tamponi. Cioè, oggi abbiamo meno incidenza dei positivi rispetto a marzo, una mortalità più bassa rispetto a marzo, siamo sull'1%, diciamo più 1% rispetto al novembre dell'anno del 2019, a marzo eravamo più 30 di mortalità rispetto al marzo del 2019. Allora abbiamo meno positivi sui tamponi che facciamo, abbiamo una mortalità che è di gran lunga inferiore, però abbiamo gli ospedali con esattamente 600 persone in più ricoverate. Voi capite che il tema del distanziamento sociale diventa strategico, necessario da sostenere. Noi avremo una riunione oggi alle 17, una domani mattina, sempre con il governo, si parlerà dei DPCM. Cercheremo di capire quali saranno le proposte del governo, perché ad oggi sembra che gli unici che siano informati siano alcuni quotidiani nazionali, perché vedo pubblicare tabelle, proposte, scuole, non scuole, piste, non piste. Noi cercheremo di andare lì con uno spirito collaborativo, come tutti gli altri colleghi presidenti, cercando di capire che questo DPCM, ve lo ripeto, è elemento centrale di questa battaglia, perché è un DPCM che si inserisce in piena fase invernale,
perché è un DPCM che comunque dovrà affrontare Covid, influenza, e quindi il virus influenzale a gennaio, e ovviamente la più grande campagna vaccinale che mai si sia fatta. Quindi con tutta questa pressione noi abbiamo comunque inalterato il nostro organico regionale, anche perché non è che abbiamo pullman di professionisti pronti ad assumere, anche qui usciamo da questa leggenda metropolitana che la regione non vuole assumere, e anzi guardate, ne parlavamo proprio stamattina, porteremo anche un quadro di qual era la dotazione organica pre-Covid e vediamo qual è la dotazione organica con tutti i concorsi e investimenti fatti durante il Covid. Quindi andremo a ragionare di questi termini. Ovvio è che la domanda ricorrente che ci fanno tutti: ma lei cosa pensa delle piste da sci? Continuo a dire che vorrei capire innanzitutto quali dovranno essere, scusatemi, i principi fondanti di questo nuovo DPCM. Il principio fondante è che l'assembramento è un problema? Allora tu non puoi chiudere i teatri, il cinema e le piste da sci, perché non mi risulta che l'assembramento ci sia solo in questi contesti, anzi forse più governabili degli assembramenti, diciamo, volontari e liberi che si creano naturalmente. E quindi io auspico che il governo fissi intanto, dal punto di vista proprio di politica sanitaria, no? Di piano di sanità pubblica, dei pilastri, no? L'assembramento, gli spostamenti eccetera, e dopo a cascata ci saranno ovviamente delle misure, ma a partire dal fatto di dire tu sì, tu no, non mi sembra un metodo di lavoro. Lo dico in maniera costruttiva, perché è difficile spiegare il teatro chiuso e lo struscio aperto, è difficile spiegare la pista da sci chiusa e l'happy hour con la piazza piena, perché qualcuno ti viene a chiedere: scusa, ma che colpa ha l'impianto di risalita? Guardate, io penso che prima di tutto venga la salute. Non si dica mai in giro che questa amministrazione fa i conti con la calcolatrice. Cioè, prima di tutto per noi viene la salute. Ovvio è che però ci vogliono dei principi per affrontare eventuali restrizioni. Allora, noi abbiamo fatto l'impossibile per fare in modo di far coniugare aspetti, diciamo, di sanità pubblica e quindi la tutela della salute con l'economia. Forse non tutti non hanno colto che l'essere stati per 3 settimane in zona gialla ha significato comunque la possibilità di non avere i confini comunali chiusi, di non avere bar e ristoranti chiusi tutto il giorno, e altre restrizioni come quello di dover circolare con l'autocertificazione per uscire dal proprio confine comunale. Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti rischiamo di avere l'R-Conti che inizia ad alzarsi, e l'R-Conti che si alza vuol dire che l'incidenza dei contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso di zona. E quindi poi magari apprezzeremo di più la zona gialla che magari da qualcuno è stata vissuta come una grande restrizione. Ve lo devo dire perché comunque questa settimana non è che noi ci possiamo esimere dall'essere valutati. E l'R-Conti, cioè il grado di incidenza dei positivi sui tamponi fatti, ovviamente ci dà il verdetto assieme agli altri 21 parametri, ma l'R-Conti è quello che pesa di più sui 21 parametri. Vi dico che abbiamo fatto il sondaggio, scusatemi, lo screening ad Auronzo sulla popolazione dai 41 ai 65 anni, praticamente il 33% della popolazione. Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, l'abbiamo fatta in località Tagliarezze, e il risultato è stato un risultato che peraltro è in linea con quello che accade comunemente in questi screening di massa, che l'incidenza dei positivi sulla popolazione, scusate, è dell'1%, intorno all'1%, se non sotto l'1%. Sì, su quella fascia d'età, il 41-65, che rappresentano il 33% della popolazione. Chiudo facendo gli auguri a una signora, e penso che tutti voi
gli affiancate a me per fare questi auguri la signora Marcella Boldrini, che ieri ha compiuto gli anni, abita a Este, 5 figli, il più anziano ne ha 84 e lei ha compiuto 109 anni di Este, quindi facciamo gli auguri alla signora Marcella Boldrini di Este, nata il 29/11/1911. Ha visto la spagnola, ha visto 2 guerre mondiali e ha visto anche la pandemia. Quindi 2 pandemie e 2 guerre mondiali. Prego. Filippo. Oltre a 2 crisi mondiali, perché ha fatto il 29 e il 2008. Beh, non avrà visto solo tragedie. No, si spera di no, però insomma penso che abbia patito anche la fame, vista la data di nascita. Prego. Ecco, 2 aspetti che lei ha sfiorato, ma che mi sembrano tutt'altro che banali. Prima ha accennato all'incidenza della mortalità, cioè ha detto, se vuole un po' ricapitolare, ha detto oggi abbiamo una mortalità intorno all'1%, più 1% rispetto a novembre 2019, a marzo avevamo più 32% rispetto a marzo 2019, ma vi porteremo uno studio sulla mortalità che chiarisce anche, ad esempio, quando si dice ma comunque la contabilità, perdonatemi l'espressione, dei morti in un anno dimostra che non abbiamo avuto più morti, non è vero, perché noi abbiamo avuto 3 mesi che hanno falcidiato la popolazione nella prima ondata. Del resto abbiamo 3.600 persone che hanno perso la vita. Quindi 3.711, scusate. Ecco appunto perché, mi perdoni se la trattengo su questo aspetto, ma è una questione che sta rimbalzando da mesi, perché al di là delle sciocchezze dei negazionisti, però c'è una corrente di opinione pubblica che credo anche legittimamente si interroga su quali sono effettivamente i dati di mortalità, perché nella fase dell'emergenza, noi stesso l'abbiamo detto qui, noi calcolavamo morti con il Covid, morti di Covid, un po' sullo stesso Calderone, la scelta nazionale era questa. È ancora così la classificazione? È ancora così. Ma non è che la gente non morisse più di altre patologie. Ecco. Quindi lei ci ha accennato, può dirci qualcosa di più su questo? No, la perché vera incidenza della mortalità? No, perché stiamo chiudendo lo studio, anche perché dovete considerare che a marzo noi ci siamo fatti quasi 3 mesi più o meno di lockdown, quindi abbiamo comunque nella contabilità dei morti, e va calcolata, la non incidenza dei morti da incidente stradale o morti sul lavoro, perché anche quella comunque pesa, basti guardare le vostre testate giornalistiche quotidianamente annunciate di incidenti stradali. Ecco, voi capite che per 3 mesi quei morti non ci sono stati. Quindi il dato deve essere dato corretto, raffrontato e vedremo alla fine bene i numeri. Però voglio anche dire un'altra cosa sulla mortalità. Cioè è assolutamente scandaloso sentire qualcuno che si esprime dicendo che comunque sarebbero morti comunque. Non sarebbe morto nessuno comunque, tutti moriamo comunque. Però il Covid è stato, nella stragrande maggioranza dei casi, anche in presenza di comorbidità di altre patologie, l'elemento determinante per la perdita della vita di queste persone, che avrebbero inevitabilmente vissuto molto di più. Pensate a qualche diabetico che ha perso la vita semplicemente perché il suo diabete è stata la comorbidità che assieme al Covid ha creato la congiuntura astrale negativa, o il fronte degli obesi, o il cardiopatico, o a chi aveva già un'insufficienza respiratoria. Allora io penso che ci voglia anche rispetto quando si parla della mortalità da Covid. Lo dico a tutti perché a volte si vedono espressioni, non lo sto dicendo a voi, a volte si vedono e si sentono delle espressioni che sono assolutamente pesanti. E poi l'altro aspetto è quello degli anziani. Gli anziani hanno diritto di vivere come tutti gli altri cittadini, non sono dei rifiuti della società. E se noi oggi siamo così, non mi stancherò di dirlo, perché c'è qualcuno che comunque ha patito di più di noi per fare grande questo Veneto.
Ecco, un'altra questione riguarda il famigerato R-Conti. Sempre spulciando questi parametri da quello che si può capire, da quello che si può intuire. Secondo me, come dire, il Veneto ha fatto una prodezza da equilibrista nel tenersi alla larga finora dalla zona arancione, o meglio, ha capitalizzato le sue qualità, le qualità del sistema ospedaliero, le qualità del contact tracing. Sì, però c'è un punto sul quale volevo arrivare. La dotazione di terapie intensive, credo, ho come l'impressione che siamo a un capello dall'arancione. Siamo a un capello dall'arancione, secondo me, da quello che posso capire, perché proprio la massa dei tamponi, scovando questo numero di contagi, è evidente che con questo numero di tamponi la massa dei contagiati cresce. Ho come l'impressione che sia, non so. No, guarda, innanzitutto va detto che viene valutata l'incidenza dei contagi sui tamponi, quindi che tu ne faccia 1000 o 100.000 è sempre la percentuale dei positivi sui tamponi. Il vero tema è un altro, che noi abbiamo fatto qualcosa di unico con quell'ordinanza, no? Cioè, perché ancora oggi non ci si rende conto che noi abbiamo scelto di chiudere i negozi, tutti i negozi la domenica. Abbiamo chiuso il sabato e la domenica tutte le medie e grandi strutture di vendita. I centri commerciali erano già chiusi dal DPCM. Abbiamo fatto un'ordinanza che all'inizio è stata seguita, che dissuadeva, diciamolo così, i passeggi, le passeggiate nei centri storici. Vi ricordate all'inizio, no? Al mare, in montagna, perché eravamo reduci da una spiaggia piena di Jesolo, mi ricordo le foto. È stata osservata nella prima fase questa ordinanza e poi un po', come si dice, l'attenzione è andata calando. L'R-Conti, che pesa tantissimo per la valutazione tra i 21 parametri, è legato strettamente alla incidenza dei positivi, cioè al fatto di paragonare l'incremento dei positivi che noi intercettiamo. E perché non ci sia incremento bisogna che ci sia il distanziamento sociale. Io lo vado predicando, dopodiché capite che siamo in un mondo libero, oltre un certo limite è giusto che noi ci fermiamo. Comunque guardate, il provvedimento di fatto la sua efficacia la termina il 3. Ormai sul tema delle chiusure domenicali non avrà più efficacia perché domenica è dopo il 3 e vedremo cosa ne uscirà dal DPCM, noi ci adegueremo al DPCM. Come siamo collocati con l'RT adesso? 1,20. Siamo sull'1,20. Sì, che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso 2 settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale. Perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che il conti si alza, non c'entra niente con gli ospedali, è la diffusione del virus. Grazie. Peraltro il valutatore, oltre a prendere questo dato, ne prende un altro importante, che è la distinzione tra asintomatici e sintomatici, e tra i sintomatici anche la qualità del sintomo, lievi, critici, e quindi tutto questo poi va a formare con l'algoritmo la scelta, condivisa o meno, ma funziona così. Allora, se ho ben visto le mani, a me risultano Pederiva, Marchiori, Giacomuzzo, Bonet e così. Perfetto. Grazie. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Accorpo le due domande. Allora, la prima, rispetto al pilastro degli assembramenti da lei auspicato nel prossimo DPCM, ci spiega in concreto quale sarebbe la sua idea? Cioè, fosse lei in Consiglio dei Ministri, che cosa proporrebbe? E nel ruolo in cui è, quello di governatore, che cosa si attende? Questa è la prima. La seconda, tornando al diverso impatto clinico tra la prima e la seconda ondata, in questo senso le riferisco anche una mail che mi è arrivata da un lettore, come vi spiegate appunto questa differente crescita dell'ospedalizzazione proprio in termini clinici? Abbiamo meno contagiati appunto, ma abbiamo più persone in ospedale. Perché? Il virus si sta comportando diversamente quindi sull'impatto clinico?
Grazie. No, perché comunque noi abbiamo un'area non critica con 2.600 persone. Il totale fa 3.000, diciamo, per arrotondare con le terapie intensive. A marzo ne avevamo 2.400 in totale. Qual è il vero tema? Il vero tema è che l'area non critica cresce molto di più. Perché rispetto a marzo? Pur avendo meno positivi. Perché il virus circola molto di più. A marzo avevamo più positivi ma restavamo in casa. Adesso siamo tutti liberi ed è bene così, perché noi potremmo in teoria fare una vita quasi normale, ma dovremmo evitare tassativamente l'assembramento. Qual è la mia posizione sull'assembramento? Guarda, io penso una cosa, che se pensiamo di gestire questa partita con DPCM e ordinanze da qui ad aprile, perché tale sarà la durata, finirà che si arriverà con lo sfinimento. Finirà che ci sarà la reazione uguale e contraria, no? Ci sarà quella non della assuefazione, ma sarà quella poi del ribellarsi alle continue restrizioni. Allora, secondo me va rinsaldato un patto forte con i cittadini. E questo lo si può fare se si decide di fare una campagna di coinvolgimento per questa sfida. Cioè a marzo, a mezzogiorno, tutti erano sui terrazzini a cantare e dire andrà tutto bene, perché a marzo tutti noi avevamo paura di morire. Tutti facciamo finta di dire, tutti noi sapevamo poco del virus. Ora il virus rischia di essere, l'ho anche detto in un'intervista ieri, rischia di essere un problema dell'ospedale o del tuo vicino di casa. Quindi se noi abbandoniamo il noi e torniamo all'io, cioè abbandoniamo la comunità e torniamo all'individualità, è inevitabile che il legislatore e chi governa, me compreso, non possiamo pensare che il nostro ruolo sia quello di fare ordinanze, ma è quello di condividere questa sfida. Ho citato l'esempio della lettera della signora che ha necessità di un intervento importante per una patologia oncologica molto importante, che si ritrova lo slittamento del suo intervento. E questo perché gli ospedali si riempiono di pazienti Covid, pressano le terapie intensive, si chiudono piastre operatorie. Capite che questo diventa pesante. Quindi la mia proposta qual è? È quella di ripristinare i collegamenti con i cittadini. Non chiedete, io non ho la sfera della verità, non ho la bacchetta magica, però penso ad esempio che anche banalmente delle campagne di coinvolgimento, come le fanno molti paesi, no? Siano un percorso da fare assieme. Campagne di comunicazione? Ma sì, certo, dopo ovviamente devono essere istituzionali, nazionali, ma far capire, perché mi metto anche nei panni di una persona che non ha nessun Covid in famiglia, che magari è anche giovane, e dice ma cosa è sta roba? C'è il mondo, e poi c'è tutto sto filone, sapete, anche il filone negazionista estremo, no? Perché poi l'abbiamo già vissuto, vi ricordate i periodi Novax? Sono stati i momenti nei quali era proibito parlare dei vaccini. Guardate che è strano che oggi si parli di vaccino. 2 anni fa, 3 anni fa, tu non potevi neanche citare la parola vaccino. Ma adesso, siccome forse ti salva la vita, allora si accetta che si parli di vaccino. E anche in quel frangente le istituzioni sono state assenti nella comunicazione. Non possiamo lasciare ad altri una comunicazione che non sia coerente con quello che sta accadendo. Ma lo dico a tutela della comunità. Cioè, io penso che lo stato di polizia, la storia delle multe, queste robe qua non servono a niente. Poi, perdonatemi, come si fa ad arrivare fino a aprile pensando di poter andare avanti diciamo, in maniera forzosa con le restrizioni? Bisogna far capire, insomma, cioè, quando vai dal medico ti dice guarda, mangia, da piccoli andavamo dal medico, vi ricordate? Mangia la pasta in bianco per un po' di giorni. Te lo mangiavi e se no ti ammalavi ancora di più, eri comunque convinto di questo. Adesso non è che c'è molto fai da te invece sulle indicazioni. Guardate che le foto che avete pubblicato di ieri la dicono lunga sul fatto che si rischia veramente che ci sia una dicotomia tra la popolazione sana e quella malata. Magari saranno discorsi complicati, però a me sono capito da solo.
Marchiori. Presidente, buongiorno. Allora, la prima domanda riguarda lo screening di Auronzo. Sì. Il 33% della popolazione. Sì, non è un po' poco rispetto alla possibilità? No, perché è una popolazione target, Ilaria, cioè dai 41 ai 65 è proprio la popolazione target, cioè vuol dire quella sensibile. Cioè andare a fare il test ai bimbi non è una popolazione target per la pericolosità, no? Invece i 41-65 sì. Okay, cioè, però è fatto su base epidemiologica, non è una trovata per far pochi tamponi. Sì, che è l'1% comunque. Ok, quindi alla fine il dato è buono? È rappresentativo. Ok. Poi c'è un'altra domanda, è un appello, forse questo la riporterà anche un po' indietro di qualche mese, che arriva da molti futuri mamme e papà, perché dicono che negli ospedali di Padova e Vicenza non è consentito ai papà di poter entrare in sala parto e quindi loro hanno scritto anche... Alle ecografie? No, loro parlano proprio di assistenza in sala parto. Nelle linee guida che abbiamo emanato. Ma da marzo? Sì, ma loro dicono che hanno scritto anche la direzione sanitaria. Partecipa una persona al parto, previo tampone. Però loro hanno scritto che a Padova e Vicenza, addirittura hanno scritto all'azienda sanitaria, gli è stato detto che per ragioni di sicurezza, fino a che non si risolve un po' la questione. Lo verifichiamo, però lo vorremmo fare con i nomi di chi ha detto questa cosa, anche per poterli sentire. A noi non ci risulta sta roba. Va bene, ok. Poi ve li procuro. Grazie. Sì, grazie. E poi diamo risposta, più che altro per parlarci anche assieme. Può essere accaduto che magari qualcuno di iniziativa sua si sia messo a dire che tu non entri, però noi abbiamo dato, c'è una circolare che dice questo. Sì, infatti me lo ricordavo posso darti ti posso dare la lettura? Ecco, è arrivata anche a lui. Quindi... Però posso darvi una lettura indiretta? Cioè, se fosse così avremmo la rivoluzione, invece siete i primi che ci dicono sta roba. Che i genitori restano il genitore resta fuori dalla sala parto. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Ciao. Per quanto riguarda il fatto che siamo sul pianoro, quindi abbiamo scollinato, il modello di previsione della Regione, che visione dà di questo pianoro? Quanto potrebbe durare? Guarda, questo non te lo so dire. Però il modello di previsione ci dice che se non mettiamo mano al distanziamento sociale, noi il virus ce l'abbiamo e lo veicoliamo allegramente. Cioè noi non abbiamo meno accessi in ospedale, cioè la curva si piega ma comunque resta, va in pianoro nei ricoveri, semplicemente perché il turnover dei letti è elevato, per cui ci sono molte dimissioni ma molte prese in carico. È bene spiegare, non è che siamo arrivati lì, noi abbiamo, pensate alle terapie intensive, sabato se non ricordo male abbiamo caricato 27 in un giorno di pazienti in terapia intensiva. Scusate, sulle terapie intensive da Verona mi chiedono parla di terapie intensive e semi-intensive che sono occupate per il 30% dei posti, però Verona è satura. A Verona quindi gli ospedali avevano ieri 40 persone in attesa di un posto letto al pronto soccorso e quindi i reparti Covid a Verona sono intasati. Ma no, Verona a dire la verità sta impiegando bene gli ospedali di comunità. Alle terapie intensive assolutamente, quelle che ci sono, ma poi ovviamente si amplia la dotazione, sature, ma il che non vuol dire che manca terapie intensive, vuol dire che rispetto a quello che fino ad ora abbiamo aperto siamo in saturazione, però si continua ad aprire, insomma. Sì, che sia chiaro il concetto, Verona non è in grado di prendere in carico un paziente in terapia intensiva. Ovvio è che ad esempio in area non critica abbiamo un sacco di carico. E poi leggo che il sindaco giustamente fa i censi unici per i pedoni, come a Capri in piazzetta.
Un'ultima cosa, Presidente, visto che i positivi aumentano, l'app Zero Covid Veneto, a che punto è? È prontissima, stiamo attendendo la chiusura di un incontro con i medici di base per avere eventuali ulteriori loro osservazioni, e considerate che nel frattempo noi ci abbiamo messo dentro i tamponi, abbiamo messo dentro la biosorveglianza, per cui in itinere. Ecco, leggo da qualche parte che ogni tanto qualcuno dice che noi abbiamo creato l'app alternativa ad Immuni. Io non so in che lingua dirlo, lo potrei dire, non so, in spagnolo, in inglese, sceglietevi una lingua, cioè non ho capito. Cioè non c'entra niente con Immuni questa app, questa non traccia nessuno. È un'app che ci serve per dialogare col paziente che è a casa. Vedo che c'è anche un impegno a livello nazionale di fare trasmissioni sulla nostra protesta con l'app, che non c'entra niente. È come avere l'app per mappe per navigare e uno ti fa un'app per i sentieri. Cioè, cosa c'entra l'app dei sentieri con l'app delle strade? Non lo so, niente. Quindi insomma prossima attivazione nel giro di breve allora? Sì, quando abbiamo l'incontro? Questa settimana? Sì. Abbiamo chiesto poi agli operativi, cioè di medici di medicina generale e ai SISP di poter darci le ultime osservazioni, però l'app è, diciamo, per noi, diciamo, noi la vediamo già girare, ovvio che dobbiamo renderla pubblica. Prego. Marco Bonet, ci vieni qui un attimo, mi fai una cortesia. E allora, buongiorno Presidente, due domande. Per quanto riguarda l'avvicinarsi del Natale, ci sono come dire, chiarimenti sugli spostamenti tra regioni e anche per chi torna dall'estero? Perché abbiamo casi per esempio di tanti ragazzi che sono all'estero per lavoro o per studio e non sanno proprio materialmente cosa devono fare, se sottoporsi a tampone, a quarantena, se proprio non devono comprare il biglietto aereo, quindi sia spostamenti tra regioni che dall'estero. Grazie. No, ad oggi no news, cioè nel senso che non abbiamo novità, tutto quello che si legge lo leggiamo anche noi, ma il governo ufficialmente a noi non ha parlato di questo. Spero che ne parli oggi pomeriggio alle 5 e ne parleremo domani mattina. Certo è che il tema del ricongiungimento familiare classico del Natale è forse uno dei temi più importanti, no? Che è quello del ritorno diciamo in famiglia di persone che non lo sono, ed è una caratteristica insomma, che in un paese come il nostro che ha molti emigrati insomma, si sente. Il collega di TV7. No, sei tu? No, tu due. 7 gol, scusate. Buongiorno, intanto che chiedo scusa. Però qua c'è l'oro. Proviamo a dipendere. Chiedevo, perché c'è stato un presidio poco fa qui fuori, un presidio poco fa qui fuori. Dopo ne parla l'assessore delle case di riposo. Sì. Allora, ecco, vediamo anche un aggiornamento. Perfetto, allora. Grazie. Unicamente legato a quello. Grazie. Prego. La collega Moscato. Sì, buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Scusi, eccomi. Allora, la domanda era un po' sul plasma. Abbiamo lasciato perché a un certo punto non c'erano sufficienti donatori perché in estate c'era la mancanza di guariti. Ora penso che questo problema non si ponga assolutamente. Pertanto rimane stupita certe persone, dico ma come? Sembrava che ci fosse la cura giusta, il momento giusto, ora che abbiamo tanti positivi presi all'inizio, per cui sarebbero, se opportunamente curati, potrebbe essere questa una soluzione. Allora, noi donatori ne abbiamo, nella banca del plasma ci sono le sacche e ovviamente l'indicazione terapeutica la decide il medico curante, non è che tutti i pazienti hanno l'applicazione del plasma iperimmune. Dopodiché siamo in un ambito di cura che ovviamente è una sperimentazione e sappiamo che non ha controindicazioni, questo ci è stato chiarito in più occasioni. Ci sono molti pazienti che dicono dalla mia prima infusione ho sentito subito il beneficio, però bisogna valutare anche il quadro clinico, quindi mi fermo qui. Stanno raccogliendo comunque i nostri clinici tutti i dati dei trattamenti. Benissimo. Però è importante comunque averlo per somministrarlo. C'è qualche paziente che si lamenta perché non ne ha avuto la somministrazione, perché evidentemente, non perché manchi, perché il clinico giustamente ha ritenuto che non fosse un candidato titolato ad averla.
ma non è un privilegio per un fatto di quadro clinico, immagino. Certamente. Ecco, e ritornando un attimino sugli assembramenti, come giustamente diceva lei, non si riesce a capire perché certe cose vengano considerate assembramento, tipo le piste da sci, eccetera, e altri. Io mi ricordo che l'ingresso, l'ultima volta che sono stata al cinema ad ottobre, prima che venissero è chiusi, super regolamentato. no, addirittura entri in coppia o con la persona che stai comunemente e poi vieni diviso all'interno, sempre con mascherine e tutto. Cinema, teatri, si sta fermi, non si parla, non si tossisce perché sennò si fa rumore, per cui assolutamente sono posti sicurissimi e non si capisce. Non si capisce lo stesso nei vari sport invernali. E allora a questo punto non è che ci potesse essere una presa di posizione delle regioni proprio in vista di chiarimenti, perché poi si scarica tutto sui cittadini e anche la messa prima o dopo la mezzanotte probabilmente creerà più assembramento se fatta anticipata, perché chiaramente mezzanotte magari è un'ora non favorevole per tante persone, mentre alle 10 può esserlo. Per cui questi spostamenti di orario, poi prima i negozi chiusi, poi dopo aperti fino alle 21, cioè si crea confusione e sembrano quasi delle punizioni per la gente piuttosto che delle regole ben precise. Chiaro. Guarda, io penso una cosa, che la casa si inizia a costruire dalle fondamenta, non dal tetto. Le fondamenta sono i principi fondanti del DPCM, cioè questo DPCM deve fissare dei principi. L'assembramento è un problema? Sì, questo è un pilastro. Non possiamo ragionare al contrario partendo dal tetto dicendo ma piste da sci fanno assembramento, ma i teatri sì, perché capite che poi si creano anche delle sperequazioni sociali. Dopodiché, ripeto, io sono convinto che se pensando da qui ad aprile andare avanti a colpi di DPCM e di ordinanze non ne veniamo più fuori, perché a un certo punto dopo la assuefazione i cittadini tirano dritti e basta, è inevitabile che accada questo. Sì, allora appunto spingere anche sui tamponi, per esempio anche un prezzo. Allora, diciamo che adesso attualmente, così stando un po' a quello che si vede in giro, più o meno sui 15 euro un tampone rapido lo trovi in un istituto, insomma in una clinica, ecco. E se questo prezzo fosse un attimino più contenuto e fosse più facile accedere per tutti al tampone rapido per poter andare alla cena con gli amici, per poter fare una cosa previo tampone, Ma guarda, il mondo andrà in quella direzione. Il tampone fai da te è la risposta. Dopo c'è sempre il rovescio della medaglia, ma il contact tracing, dobbiamo fare tutta la tracciabilità per sapere chi è positivo e chi non è positivo, perché poi se lo fanno in casa, fermo restando che l'alternativa è che non se lo fanno. Allora, io trovo strano in un paese nel quale noi abbiamo posto una questione, c'è la possibilità di validarlo. Non ho visto grande interesse, come è accaduto per il tampone rapido, quando noi siamo partiti, poco interesse. Nel frattempo il mondo intero, ricordatevi sempre che io ve le dico queste robe, sta lavorando sui tamponi fai da te. Gli americani l'hanno già validato 10 giorni fa, le grosse multinazionali ci dicono che comunque usciranno anche loro con i tamponi fai da te, e noi che avevamo la possibilità di cominciare a fare qualcosa siamo lì fermi. Vabbè, noi prepareremo tutte le carte, ma non è che noi abbiamo ricevuto telefonate di qualcuno che dice siamo interessati, è sempre sì, è proprio per questo è sempre lenta sta roba, no? È proprio per questo che poi la gente ha per quello. Cosa volete? Ma guardate, è il nostro dovere, ve lo dico con sincerità, pensiamo di averlo fatto. Abbiamo posto la questione dei tamponi rapidi in Italia e siamo noi quelli che hanno insistito perché si potesse utilizzare. Ci hanno detto di tutto, alla fine oggi il tampone rapido si usa dappertutto, nel mondo dappertutto e anche da noi. Sul fai da te forse abbiamo la colpa di essere partiti troppo presto, perché Rigoli ha iniziato già a maggio a lavorarci. Vedrete, guarda, segnatevi le date, gennaio, massimo primi di febbraio, vedrete cosa ci sarà sul mercato.
andremo a comprarci quelli degli stranieri, vedrete che fine faremo. Grazie. Prego. TV7 stavolta ci ho preso. Però capite che noi ci fermiamo qui, perché in questo paese poi se insiste un po' di più finisce che qualcuno riesce a dimostrare anche che ha interesse, per cui io, cioè, a parte il fatto che io non mi occupo di ste robe, ma anche il dottor Rigolo ha detto fai la sperimentazione, fai un pacchetto di carte, le mandi a Roma e poi è chiusa lì, cioè, se questi non ci credono, non ci credono, basta. Tra l'altro vi annuncio che c'è già un'altra azienda che si è presentata per la stessa roba, per il tampone fai da te. Salve Presidente, la mia domanda era appunto legata a questo, se ci può dare un aggiornamento sui tamponi fai da te e la sperimentazione che mi pare di capire insomma come sta andando avanti. Segue. E anche invece per il test che riguarda la saliva che si sta sperimentando a Padova col... Ma sì, il professor Plebani sta andando avanti con una bella sperimentazione, lo fa fra l'altro sul personale dell'università. È un test che funziona, però è un test molecolare, cioè prevede le macchine e il laboratorio, quindi un test serissimo, però prevede un'infrastruttura che il fai da te rapido non prevede, ce lo fa in strada, lo vedete, no? C'è la possibilità che comunque in tempi abbastanza brevi possa finire la sperimentazione? C'è un salivare rapido che abbiamo visto, però oggettivamente il dottor Rigoli ne sta lavorando da mesi, però il problema che mi diceva era la concentrazione della saliva, perché comunque tu vai a beccare l'antigene dentro nella saliva che raccogli, è meno invasivo perché devi semplicemente sputare in un'apposita provetta, che ha anche un nome che non mi ricordo più come si chiami, però questo è il tema. Grazie mille. Prego. Il primo giro è finito, c'è qualcun altro? Tosatto, Marchiori e poi la parola all'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin e poi chiudiamo. Ecco, due cose. Una che proprio cammin facendo ci è arrivata questa nota della Giunta che riguarda la proposta degli assessori, penso al turismo dell'arco alpino, compreso il Veneto, che propone in sostanza di autorizzare l'accesso agli impianti sciistici agli ospiti degli alberghi e a coloro che possiedono o hanno in affitto una seconda casa. Quindi immaginiamo che questa sia a tutti gli effetti una proposta che il Veneto sosterrà. No, guarda, io ti dico anche la verità, io l'ho vista sto documento, ben venga perché c'è interesse, però in una fase di pretrattativa questo documento giustamente sembra quasi una proposta, no? Questa diciamo che è una preoccupazione, hanno messo nero su bianco una preoccupazione, ma non è una proposta, nel senso che non è la proposta delle regioni per gli impianti io vado a portare la proposta che ci dicano cosa vogliono fare con gli assembramenti a 360 gradi, poi capiamo. Mi perdoni, ma non... se non è una proposta... No, degli assessori. Ma gli assessori sono parte sì, della Giunta, no? Attenzione, capiamoci, gli assessori sono usciti, ma io l'ho vista questa, sono usciti dicendo male che vada, autorizzate diciamo quella parte diciamo di residenziali, no? Cioè alberghi eccetera, e ben venga, però dico non è che vado a parlare col governo e la misura è da qua in giù, questo volevo dire, questa definiamo una clausola di salvaguardia, ecco, così ci siamo capiti, ma non è la base della trattativa. No, base, ma comunque... No, ma la conosco io il documento, l'ho visto. Lo immagino, non ho dubbi. Non ho ben capito questa distinzione, però... No, ti ho detto, è assolutamente giusto averlo presentato, tanto è vero che io l'ho condiviso, ma non rappresenta la base dei ragionamenti. È la volontà di dire, guardate che oltre questo livello qua non si può andare, perché ci sono anche gli alberghi, c'è comunque una residenzialità turistica che non può essere spenta del tutto. Diciamo che sarebbe il minimo sindacale. Esatto, diciamo sarebbero i motori al minimo. Gli assessori hanno voluto dire, guardate che esiste una condizione oltre la quale non si può andare, che è quella dei motori al minimo. Va bene. L'altra cosa riguarda la vaccinazione. Sì. Si sente dire, ma no, si sente dire, è stato fonti del governo hanno detto che oggi i produttori del vaccino avranno un incontro con le regioni, no?
Si sta muovendo qualcosa, c'è qualche ipotesi, qualche dettaglio? No, speriamo di essere messi nelle condizioni di farlo quanto prima. Vi avviso già che abbiamo comprato i frigoriferi, scusatemi, i congelatori, quelli da -80 li abbiamo già comprati e siamo pronti. La dottoressa Russo sta facendo bene tutto sto piano, l'assessore sta seguendo, oggi c'è questo incontro. Voi sapete, la dottoressa Russo, fra l'altro, è coordinatore anche del gruppo di lavoro e ci rappresenta come regione all'interno del gruppo di lavoro. Ha ancora qualche vincolo, come si può dire, di riservatezza rispetto al lavoro che sta facendo, ma io direi che se domani c'è, lei c'è tutti i giorni, magari le invitiamo in conferenza stampa così vi dà un aggiornamento. Grazie. Prego. Io lascerei la parola. No, perché Filippo ha fatto una domanda che dovevo fare io. Basta allora. Posto, grazie. Lasciare la parola al Sole Lanzarin, che così vi dà uno spaccato del tema case di riposo. Grazie e buon lavoro. Allora noi abbiamo oggi alle 17, poi domani mattina a che ora? Alle 10? Alle 10 il secondo incontro e penso che la volta di domani si chiuda con un testo e poi vi terremo informati e terremo informati anche i cittadini. Grazie. Sì. Allora, prendiamo di domande? Andiamo di domande. Allora, Assessore, nelle case di riposo c'è una situazione abbastanza al limite, sia per quanto riguarda il personale che è qui fuori che protesta, anche per quello che riguarda gli ospiti e le famiglie degli ospiti. Che tipo di orizzonte ci dà come Regione rispetto al tema delle visite, rispetto al tema delle cure, rispetto al tema della presenza del personale? Grazie. Allora, noi abbiamo fatto anche oggi, anche la settimana scorsa, appunto tutta una serie di discorsi e di incontri con i direttori generali, sono stati coinvolti anche i direttori sanitari e quant'altro, soprattutto sul fronte del personale. La settimana scorsa avevamo detto che abbiamo cercato di insistere su quella possibilità che c'è appunto previa la delibera che abbiamo fatto con la bozza di convenzione, dove appunto il personale sanitario, infermieristico nello specifico, può fare prestazioni fuori orario appunto all'interno di queste strutture. Quasi ogni USL ha fatto delle manifestazioni di interesse, mi dicono che ci sono 10, 12, 13 insomma persone per USL che hanno dato la disponibilità. Infermieri stiamo parlando. È chiaro che questi danno la disponibilità di 1-2 ore, invece ci sarebbe bisogno di un discorso un po' più continuativo. Stiamo cercando anche di vedere con Azienda Zero, tramite appunto Azienda Zero, sia le manifestazioni di interesse che c'erano state sia altre, se c'è personale da inviare. Abbiamo attivato i canali con la cooperazione sociale, quindi con tutta la cooperazione sociale, per cercare di trovare anche tramite cooperazione sociale, quindi facciamo noi un po' da tramite personale se c'è libero di inviare. È stata contattata anche un po' la parte diciamo di volontariato terzo settore, Croce Rossa, insomma quella più che si riferisce all'assistenza, per capire, so che in alcune strutture sono già entrati e stiamo ragionando anche su piani legati all'individuazione, eventuali concentrazioni di ospiti in un'unica struttura, anche se non è semplice, perché non è semplice spostare gli anziani, voi insomma capite da un punto di vista anche proprio psicologico, umano, non è semplice spostarli e pensare, non so, li spostiamo da una struttura all'altra, però stiamo facendo anche questi ragionamenti. Ma perché l'idea potrebbe essere quella di individuare alcune strutture dove c'è una percentuale molto alta di positivi, tirare fuori da queste strutture le poche unità di negativi e inserirli in qualche altra struttura, però ci stiamo ragionando, ma anche con tutte le cautele, perché ripeto, insomma, sapete che non è semplice portare via una persona anziana che ha dei punti di riferimento da una struttura per metterla in un'altra struttura, insomma, quindi è una questione anche questa molto delicata. Comunque stiamo veramente cercando di trovare tutte le soluzioni possibili, stiamo cercando di coinvolgere appieno il sistema sanitario, quindi i direttori generali su questo sono sul pezzo insieme ai loro direttori sanitari e sociosanitari.
Siamo vicini sicuramente ai lavoratori e abbiamo anche aperto i canali come Commissione Salute nazionale, come Conferenza delle Regioni, portando al Governo e al Ministro anche la situazione delle strutture residenziali per anziani, chiedendo quindi intanto di inserire dei ristori. Quindi la Conferenza delle Regioni ha presentato un emendamento per inserire dei ristori per le strutture per anziani, e nel documento del personale avevamo inserito non solo delle possibilità di avere, diciamo così, delle corsie più snelle per quanto riguarda il personale in pensione, insomma le convenzioni e quant'altro, ma anche di inserire la possibilità e le risorse per dare gli incentivi al personale delle strutture per anziani che sono impegnati e sono stati impegnati nell'emergenza Covid, come è stato fatto per il personale sanitario. Queste sono due azioni che sono in itinere a livello nazionale con la Conferenza delle Regioni. La disponibilità che segnalavi era rispetto alla prestazione straordinaria da parte degli infermieri, dicevi che più o meno no, ci sono una dozzina per USL. Una dozzina per USL, insomma mi sembra che abbiano dato risposta. È chiaro che danno risposta per 2 ore, mentre loro avrebbero bisogno un po' più di una continuità, però in questo momento navighiamo insomma abbastanza a vista, e quindi sì, oppure 2 ore, 1 ora la sera, insomma, quindi invece avrebbero bisogno di mettiamo sicuramente più continuità. Stiamo anche monitorando giornalmente il contagio, i positivi tra operatori e anche quelli che rientrano, e ci sono alcune situazioni in cui insomma fortunatamente insomma ci sono anche operatori che stanno rientrando, e quindi insomma in alcune situazioni, in alcune strutture la situazione è un po' migliorata. Rimane comunque sempre una situazione insomma molto, molto delicata e molto fragile, e questo credo, questo lo dico insomma personalmente, credo che dovremmo sicuramente rivedere in futuro il sistema. E poi dico un'altra cosa: noi con gli interventi che abbiamo fatto a livello nazionale di richiesta vogliono anche essere un appello affinché ci sia una presa di considerazione più forte. Oggi la non autosufficienza, le strutture per anziani a livello nazionale sono un po' terra di nessuno, cioè nel senso sono emerse in questa emergenza vera e propria, quindi insomma io credo che anche da un punto di vista nazionale quindi ci deve essere una presa un po' più forte. So che anche le associazioni Euripa e UNEBA hanno fatto diversi appelli al governo in questa direzione e non posso che non condividerli, insomma. Altre domande? Mi pare, domande per l'assessore Bottacin, lei. Bottacin? Sì. Prego, assessore, così ti sentono anche le TV. Buongiorno assessore, siccome siamo al 30 novembre ed era questa stata la scadenza indicata dall'algoritmo per il raggiungimento appunto del pianoro, volevo capire se l'algoritmo conferma questo o se sposta in avanti all'inizio di dicembre la permanenza di questa fase di stabilità. Grazie. No, da qualche giorno, dalla settimana scorsa, sono 4-5 giorni, diciamo che il numero è stabile, no? Dei ricoveri totali, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto quello che noi avevamo ipotizzato essere il momento di massimo numero di ricoveri, quindi da qualche giorno abbiamo raggiunto questo dato, quindi è conforme rispetto a quello che era la previsione. Adesso possono succedere 2 cose: o l'R-Conti cala come nelle altre parti d'Italia, però ricordo che nelle altre parti d'Italia hanno delle restrizioni, quasi tutte le regioni erano arancioni o rosse, quindi con restrizioni ben più pesanti rispetto a quelle che avevamo noi, e infatti in quelle regioni è calato l'R-Conti in maniera importante, in alcune addirittura sotto 1, quindi vuol dire che il contagio è in diminuzione, il fronte del contagio è in diminuzione, oppure l'R-Conti rimane sopra l'1 o addirittura cresce, e questo potrebbe comportare nei prossimi giorni una curva che riprende a salire, cosa che noi speriamo non accada, tanto è vero che tutte le ordinanze che sono state fatte
in questo mese circa di permanenza in zona gialla avevano lo scopo appunto di contenere l'R con T ed evitare che il contagio si espandesse ulteriormente. Il famoso un cliente ogni 20 metri quadri, il divieto di assembrarsi nelle località turistiche piuttosto che nei centri storici, avevano questo obiettivo qua. Adesso vediamo cosa prevederà il DPCM, quindi molto dipenderà da quello che prevederà il DPCM. Io ho letto solo sulla stampa alcune ipotesi, però non ho alcuna idea di cosa prevederà il DPCM, no? Pare di capire che manterrà le 3 zone, i 3 colori, però con restrizioni diverse rispetto a quello che c'era nel vecchio DPCM. Questo io ho percepito leggendo la stampa, però leggendo la stampa insomma poi non ho idea. Possiamo chiudere? Scusami Carlo, no, solo siccome ho fatto una verifica in diretta, finché ho chiesto e mi dicono che tutte le aziende fanno entrare durante il parto previo il tampone prima, quindi può essere che sia successo un caso, lo verifichiamo, però comunque me l'hanno confermato, insomma fanno entrare il genitore previo tampone rapido prima chiaramente per assistere al parto. Però nel frattempo mi è arrivata anche una mail in risposta a quello che questi genitori avevano fatto da parte del direttore sanitario Donato, in cui ed è datata 25 novembre, quindi da poco. Allora io ho verificato adesso, mi dicevano c'è stato dei problemi a Padova, ma li stanno risolvendo, quindi l'unico problema era circoscritto all'azienda probabilmente ospedaliera di Padova forse. Quindi possiamo dire ai papà che possono assistere in sala parto? Ok, grazie. Ecco. C'è tempo per una battuta dell'assessore, un dettaglio all'assessore Bottaccini. Velocissimo, perché io ho l'Ecoforum Ambiente in corso di Sopra, siamo ancora al primo posto in Europa sulla raccolta differenziata. Se domani avete un po' di spazio magari dedicatelo anche al modello Veneto, che viene sempre citato dal ministro Costa, insomma ci sono anche cose positive, insomma, no? Certo, certamente. No, soltanto una battuta, Assessore, lei è sempre attento ai numeri, alle tendenze e parla attraverso le cifre. E il rischio, mi perdoni se insisto su questo punto, ma credo che interessi alla gente, il rischio arancione è veramente imminente, dati alla mano. Lo definirebbe imminente o abbiamo ancora un piccolo margine? No, ma al di là del margine, come ha detto il Presidente, il dato di partenza è l'R con T. E ovviamente quando l'R con T è superiore a 1 vuol dire che il contagio è in espansione. Contagio in espansione fa sì che l'attenzione sia massima e quindi è, fra virgolette, abbastanza facile ricadere nell'arancione o nel rosso. L'R con T è il numero che dice se il contagio si sta espandendo o si sta contraendo. Ok? Ci sono alcuni parametri che riguardano questo aspetto, quindi l'aspetto del contagio se si sta espandendo o si sta contraendo, che sono i parametri più importanti, e poi ci sono altri parametri che rappresentano le azioni che vengono messe in campo dalle regioni per contrastare non l'espansione del contagio, ma per contrastare gli effetti dell'espansione del contagio. Ovviamente l'intendimento del governo è quello di cercare di evitare l'espansione del contagio, cioè di agire a monte, fare in modo che non ci sia il contagio, e così non serve neanche l'azione seguente di far fronte alle conseguenze dell'espansione del contagio. Lo dico in parole più semplici: è meglio non ammalarsi piuttosto che avere tanti posti letto in ospedale per curare i pazienti. Ecco perché l'R con T è l'elemento che pesa di più, che rappresenta appunto quante persone si contagiano. Noi abbiamo sulla fase quella appunto della presa in carico, sia dal punto di vista del tracciamento che dal punto di vista sanitario, mi pare che abbiamo una buona risposta, i numeri ci dicono questo, però ripeto, il numero che comanda di più è quello dell'espansione del contagio, e l'espansione del contagio non sta calando come invece è calato da altre parti.
Bene, grazie a tutti.